quando ancora cercavamo una sede stabile. Per un certo periodo siamo passati per il Marco Foscarini. Per me questo era importante così, per un mio personale luogo della memoria, ma non era soltanto questo, era un luogo della memoria della Resistenza veneziana. E mano a mano che tu, Marco Borghi ed altri cominciavate a intervistare sistematicamente i partigiani e veniva fuori l'importanza delle scuole medie e superiori della città, ma in modo particolare del Foscarini, quello che era avvenuto in modo abbastanza occasionale, molto per la disponibilità del rettore del Foscarini, assumeva un significato ulteriore, più importante. Quindi per me era un ritorno in un luogo della memoria che era contemporaneamente personale e collettivo, ed era esattamente come lo ricordavo. Dopo l'8 settembre andò via via organizzandosi in mezzo a mille difficoltà i comitati di liberazione, composti dai 5 partiti di opposizione antifascista. I partiti non erano tutti d'accordo di affrontare con le armi i tedeschi. Direi che la buona parte dei partiti, soprattutto quelli conservatori, eccetera, c'erano anche i monarchici dentro da noi, insomma, erano per prendere, armarsi e nascondere le armi aspettando il momento X, cioè il momento di un'insurrezione generale all'arrivo delle truppe alleate. Noi invece, comunisti e socialisti e partito d'azione, eravamo per una lotta immediata, continua, dappertutto, nelle città o nelle montagne. D'accordo con molti studenti, quasi tutti dei partiti d'azione, siamo entrati di notte nelle scuole veneziane e con pennelli, vernici, eccetera, abbiamo fatto su tutte le aule scritte antifasciste, abbasso luce, basta con la guerra, vogliamo la pace, cose del genere. E quando hanno scoperto che era stato Don Amedeo, perché lui era, insomma, collaborava molto con noi altri, e l'hanno chiamato a casa del Fascio, mi raccontavano che è entrato dentro vestito di nero e è uscito vestito di rosso, perché era tutto pieno di sangue. Mi sono iscritto al Partito Comunista e ho aderito alla formazione Garibaldi. Abbiamo messo in piedi, conturcato, il battaglione Francesco Biancotto. Biancotto era uno dei 13 martiri di Ca' Giustinian che era in cella con me. L'hanno portato via appunto una notte per portarlo alla mattina alla fucilazione all'alba. Io ho preso il suo nome di battaglia, che si chiamava Cesco, che è diventato il mio nome di battaglia. Mi sono avvicinato all'istituto nel 94, 2 anni dopo che era stato fondato appunto il 1° aprile del 1992, avvicinato da il mio professore con il quale mi ero laureato, Maurizio Rebrishak, e Luca Pesso, quindi i primi incontri si facevano alla sede del Dipartimento di Studi Storici a Santa Maria del Giglio, Palazzetto Vitianli, quando appunto inizia, dopo 2 anni un po', da quanto abbiamo capito, anche leggendo la documentazione, di una sorta di stand-by da parte dei fondatori, inizia a pensare, grazie anche all'arrivo di Cesco Chinello, di Gian Antonio Paladini, di iniziare a strutturarsi. L'anno, secondo me, di svolta è proprio il 95, quando con anche l'ingresso mio di Maria Teresa Sega e la nomina di Luca Pes a direttore e coordinatore scientifico dell'istituto, si inizia un percorso ancora tutto da pensare, tutto da costruire, e di fondazione di questo istituto, di strutturazione, perché, come è stato anche più volte ricordato,
i partigiani in qualche misura temevano una egemonia un po' troppo pronunciata degli storici e degli studiosi. C'era questa sensazione da parte loro che la storia in qualche modo era parte solo dei protagonisti. Diciamo, i malumori erano relativi a che cosa? Al fatto che in quegli anni, tra l'altro, era uscito il libro di Claudio Pavone, Una guerra civile, titolo che non era piaciuto ai partigiani e che aveva suscitato varie discussioni e che aveva accentuato un po' la diffidenza dei partigiani nei confronti degli storici, il timore che l'istituto storico, l'Iveser, come dire, nell'Iveser la componente degli storici diventasse preponderante. Non era un pensiero unico, c'erano anche altre visioni, tra cui quella fondamentale di Cesco Chinello, che invece premeva affinché ci fosse una evoluzione, gli istituti storici erano una cosa, l'associazionismo partigiano era un'altra. Nel 97 vengo distaccata all'Iveser, insegnavo e come insegnante vengo distaccata, perché a partire da quell'anno viene aumentato il numero dei comandi assegnati all'Istituto Nazionale grazie al fatto che governo Prodi, ministro Luigi Berlinguer, diede avvio al progetto Insegnamento della storia del Novecento e la rete degli istituti storici della Resistenza, con un protocollo d'intesa, divenne il referente per la formazione degli insegnanti. Quindi da quegli anni lì inizia la prima fase, secondo me, che è quella che dura circa fino al 99-2000, con l'ingresso poi nel 96 della prima assemblea ai Foscarini e poi con l'ingresso determinante di Franca Trentin. Dopo Abe Lucchetta, Franca Trentin diventa presidente. Franca Trentin mette come condizione di avere me come vicepresidente. Dunque potete immaginare questa rivoluzione, cioè avere due donne alla presidenza, alla vicepresidenza, io poi che non avevo alcun legame, diciamo, con la storia della Resistenza, se non il mio interesse di ricercatrice. Non fu facile, non fu da tutti ben accetta questa presidenza, però Franca fu molto abile perché con le sue capacità di pubbliche relazioni riuscì a smussare questi malumori invitando ognuno dei componenti i rappresentanti delle associazioni partigiane. Allora erano, oltre all'ANPI, che era l'associazione maggioritaria sia numericamente che politicamente, diciamo, ma era la FIAPGL, gli azionisti, la VL, la componente cattolica, la FVL, i partigiani autonomi. Diciamo, i malumori erano relativi a che cosa? Era da parte delle associazioni minoritarie che temevano di essere sottorappresentate. Ovviamente Franca aveva portato tutte le sue ex allieve, io avevo portato gli insegnanti, quindi si era molto allargato anche il numero di soci e anche cominciavamo ad avere anche qualche collaborazione, diciamo. Quindi spinse me e Luisa Bellina a fare una ricerca sulle partigiane cattoliche venete. E da lì iniziò anche uno dei filoni importanti che ha caratterizzato l'istituto veneziano, proprio anche rispetto anche ad altri istituti, per un'attenzione particolare sulla storia delle donne e la storia di genere. Dopo la bomba a Ca' Giustinian mi hanno arrestato e portato alle Brigate Nere di Calitoria, che era vicino alla Cadoro. E lì mi hanno interrogato, ma io avevo avuto, forse che c'ero addestrata un po', la presenza di spirito a raccontare una storia. Pepi, Zani e Cafiero erano tre feroci seviziatori. E Zani stava proprio a Ca' Giustinian, dove mio padre aveva organizzato con gli altri questa bomba per distruggere l'archivio dei prigionieri politici. Difatti io a Roma ho incontrato gente che si era proprio salvata. Luca Pes resta direttore fino al 98, poi vengo nominato io, quindi
inizio anche appunto ad avere un ruolo di dirigente, e assieme soprattutto a Maria Teresa Sega e Cesco Chinello si comincia a pensare veramente le attività culturali e scientifiche. È un ricordo importante, il lavoro che abbiamo fatto di guida alla mostra Nel nome della razza, che era uscita alla fine degli anni 90, tra la fine degli anni 90 e gli anni 2000, e che è stata esposta per un periodo non brevissimo a Mestre, in via Poerio direi, e dove ci siamo susseguiti una serie di persone facendo da guida a questa che è stata veramente una mostra molto innovativa del nostro modo di pensare il fascismo, le leggi razziste, il rapporto col razzismo coloniale. I partigiani hanno cominciato ad apprezzare il lavoro, anche il lavoro di ricerca che faceva l'istituto, che aveva coinvolto già gli studenti ed ex studenti di Mario Snenghi, che era arrivato all'Università di Venezia nel 92, che poi sono diventati collaboratori e tuttora lo sono e impegnati nell'istituto, no? Mi riferisco a Giulia Albanese, a Giulio Bobbo, a Giovanni Sbordone, a Gilda Zazzara e tanti altri. Il momento in cui io mi avvicino all'Iveser, all'istituto, è poi un momento molto importante, perché proprio nel 98 l'istituto cambia nome, da Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza diventa Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea. È questo un passaggio che sta avvenendo sostanzialmente in tutti gli istituti, diciamo, consimili nelle diverse province italiane, ma che in qualche modo a Venezia assume un significato particolare, perché in un certo senso per la prima volta c'è un istituto storico che si occupa della Venezia contemporanea. Quindi certamente Franca Trentin mi voleva, e la sua volontà era in grado di superare gli ostacoli che ci furono, perché in fondo qualcuno poteva diffidare di me dal punto di vista politico, quindi c'è stato, non voglio dire una corsa ad ostacoli, ma insomma qualche verifica è stata organizzata dalla stessa Franca a casa sua e sono stato promosso. Credo che sia opportuno sottolineare il rapporto che si è creato tra l'università, in particolare il Dipartimento di Studi Storici, continuiamo a chiamarlo così, e questo luogo, insomma, quanti dei laureandi e laureati o dei tirocinanti hanno avuto modo di fare da sponda con l'istituto. E credo che Venezia, ora che non sono più il vostro presidente, ma solo l'onorario, posso dirlo apertamente, sia stato uno dei migliori istituti provinciali. Sono gli anni in cui ci sono i grandi progetti di recupero testimonianze orali, la prima di Cesco Chinello sui metalmeccanici nel Veneto. Poi si è unita anche Gilda Zazzara, e che ha continuato gli studi di Cesco, coordinando quel lavoro sulla memoria operaia, con 50 interviste di vita operaia, che è diventato, diciamo, uno dei documentari che l'istituto ha costruito e ha regalato alla città di Venezia, ricordandole un pezzo della sua storia. Quando si usciva su 7 giorni, almeno 4-5 andavi in sindacato, passavi, andavi in partito. Qualche anno più tardi inizierà il progetto Memoria Resistente, curato da Giulio Albanese e Guido Ravenna, con le interviste a 109 partigiani e partigiane, gli ultimi rimasti ancora in vita. Iniziano i grandi progetti archivistici, il progetto del registro matricola del carcere di Santa Maria Maggiore, con lo spoglio integrale del biennio 43-45 a cura di Giulio Bobbo, e la realizzazione di un database di tutti coloro che per motivi politici o razziali sono stati incarcerati. Abbiamo avuto la possibilità di analizzare una fonte ufficiale, quindi una fonte su cui possiamo non dubitare, che è stata preziosa ad esempio per tutto il discorso delle pietre d'inciampo, perché molte delle persone che sono passate per il carcere circondariale di Santa Maria Maggiore a Venezia poi sono finiti chi ad Auschwitz, chi a Dachau, chi a Mauthausen, Ravensbrück, quindi insomma abbiamo ricostruito storie di persone
purtroppo nella maggior parte dei casi persone che poi non sono più tornate, ma anche persone che poi sono tornate. Inizia quel progetto di schedatura e di catalogazione della stampa periodica veneziana, Il secolo di carta, nel 1866-1969, che resta uno dei fiori all'occhiello dell'istituto. Quindi l'istituto sta crescendo, cresce e dal mio punto di vista la svolta reale è l'arrivo in Giudecca. La Villa Herriot all'inizio in piccoli spazi, poi piano piano, grazie al progetto della Casa della Memoria e della Storia del Novecento veneziano, è il luogo che permette all'istituto finalmente intanto di riunire tutto il suo patrimonio documentario, quindi bibliografico e archivistico. L'archivio appunto fino a quegli anni lì era rimasto in celesti e quindi anche qui una difficoltà di consultazione eccetera. Ci permette di iniziare a acquisire anche nuova documentazione. Nell'archivio non c'è molta documentazione sulla Resistenza in senso stretto, proprio perché la Resistenza per definizione ha lasciato pochi documenti scritti, data la sua natura di movimento clandestino. E per il fatto che il nostro istituto nasce relativamente tardi, appunto negli anni 90, quei documenti che esistevano erano già stati depositati all'Istituto Veneto a Padova, all'istituto regionale, che invece era nato molto prima. Quindi invece il nostro archivio spazia appunto tra archivi di sindacati, archivi di militanti, naturalmente molti degli ex partigiani legati all'istituto lasciano i loro archivi all'istituto, archivi di associazioni, diverse associazioni partigiane o di ex combattenti di vario tipo hanno lasciato i loro fondi archivistici a noi, e poi un altro campo in cui il nostro istituto si è specializzato è quello degli archivi di avvocati militanti, anche in questo caso spesso erano ex partigiani che poi nella loro carriera di avvocati hanno messo a disposizione la propria professionalità per cause militanti. Dentro la villa si iniziano a fare attività culturali, si iniziano a fare convegni, presentazioni di libri, si inizia a dare alla città un luogo, un punto di riferimento per lo studio della storia contemporanea. E questo grazie anche all'ingresso nella nostra villa di altre associazioni, Associazione Resistenze, Holocaustos, ma anche l'associazione FIAP, i partigiani azionisti, l'ANPIA, l'Associazione Nazionale Perseguitati Antifascisti Italiani, e dal 2012 anche il Centro Trentino. Un centro documentazione e ricerca dedicato non a una singola persona ma a una famiglia, i Trentin, quindi il padre Silvio, che è stato uno dei primi antifascisti e dei più importanti antifascisti veneti e uno dei primi organizzatori della resistenza veneta prima della sua prematura morte nella primavera del 1944. La moglie Beppa, i figli Giorgio, Franca e Bruno. Naturalmente Bruno è il famoso sindacalista che sarà poi uno dei protagonisti della fase culminante del movimento sindacale italiano, quella fra anni 60 e 70. L'istituto diventa un luogo riconosciuto dalla città e la testimonianza è stata molto evidente quando nel 2014 appunto questo luogo, questo spazio è stato messo in vendita dal Comune di Venezia nel piano delle destinazioni. La risposta dal basso, la risposta non filtrata, la risposta comunitaria è stata imponente, è stato uno dei momenti, credo, di svolta e determinanti che ci ha fatto capire che il nostro lavoro di questi 30 anni era un lavoro che la città riconosceva. In questi anni l'istituto ha incrociato, incontrato e ha lavorato insieme con decine e decine di insegnanti e ha visto e incrociato centinaia di studenti e studentesse che hanno attraverso l'istituto appreso pezzi della storia veneziana e non solo del Novecento, che hanno potuto attraverso le nostre fonti capire qualcosa di più di che cos'è il mestiere dello storico,
storico e di come si va a costruire una narrazione storica a partire da delle fonti originali, e anche a riflettere sul rapporto nazionale locale a partire da queste riflessioni e da queste fonti. E su questo abbiamo lavorato a lungo, penso in particolare al lavoro di Maria Teresa Sega, anche di raccolta degli archivi scolastici. Ancora una volta gli archivi sono al centro delle nostre riflessioni, alla ricostruzione che abbiamo avuto in certi momenti nella nostra sede di un'aula scolastica del periodo fascista, anche perché appunto, come sappiamo, la scuola è stato un luogo di acculturazione anche all'opposizione al regime fascista, e molti dei nostri partigiani sono diventati partigiani a partire dalla scuola, una scuola fascista, ma una scuola nella quale però si coltivava, no, le distanze, l'opposizione, il sapere critico, diciamo anche contro la volontà del regime. Si parte da quello che è una ricerca storica e la si converte in un'esperienza didattica fatta per giovani di tutte le scuole. Abbiamo lavorato soprattutto con le medie, ultimamente sempre più scuole delle superiori che sono interessate, e quindi si tratta di proporre a questi ragazzi, se sono veneziani, quello che è successo nella loro città, ma se non lo sono, ce ne sono diversi che vengono da fuori, spiegare proprio nell'esempio pratico di quello che è successo in quel posto tutta una serie di dinamiche, far capire che cos'è che succedeva in una città occupata in Italia durante l'occupazione nazifascista. Oggi il progetto Casa della Memoria dell'Istituto Veneziano per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea è effettivamente il progetto di conservazione, costruzione e anche divulgazione della memoria della Venezia, con Venezia intendo il comune di Venezia ma anche la provincia di Venezia novecentesca, e in questo senso poi negli ultimi anni non abbiamo appunto solamente lavorato sulla Resistenza, abbiamo lavorato appunto sulla memoria e la storia del lavoro e la memoria e la storia operaia, più recentemente abbiamo lavorato sul 68 nell'anniversario con una raccolta di interviste che ha coordinato Giorgio Cecchetti, che poi è diventato ancora un video con Emanuela Pellarin. Erano le idee che incominciavano a girare, cioè che erano idee nuove, idee che non potevi non appoggiare. E quindi c'è questa esigenza che abbiamo di documentare la storia, da una parte raccogliendo fonti della storia politica, culturale, sociale di Venezia e della sua provincia nel corso del Novecento, anche del Novecento e anche dei primi anni 2000, dall'altra parte costruendo anche delle fonti attraverso queste campagne di raccolte di interviste che sono un po' la cifra del lavoro dell'istituto. E diciamo entrambi questi filoni di raccolta delle fonti e di raccolta delle interviste sono sono un percorso che è stato molto iniziato da Cesco, a cui Cesco ci ha educati, si potrebbe dire, e che continuiamo a perseguire. Quindi la villa diventa questo e permette anche un contatto molto più ravvicinato con la comunità. Di questa mia canzone che sa di pianto e che ricorda un baldo giovin forte che per amor di noi sfidò la morte a te Caserio arde nella pupilla delle vendette umane la scintilla. La festa del 2 giugno, la festa della Costituzione, era una festa diciamo che aveva le sue parate, ma di fatto diciamo rimaneva un po' una festa poco
arricchita di contenuti ed è diventato un po' il centro del nostro anno sociale, grazie anche alla presenza qui a Villa Rio, che ci permette di fare una festa in giardino in un luogo stupendo, ma che diciamo, ha a che fare molto con i nostri valori. La Costituzione repubblicana è per l'Istituto della Storia della Resistenza il centro dei valori, dei contenuti, degli obiettivi del nostro lavoro e del nostro pensarci all'interno della comunità. E altri elementi fondamentali di questo rapporto con la città sono ovviamente la celebrazione del 25 aprile, dove ovviamente siamo sempre presenti, ma è molto importante anche il ruolo il ruolo che ha avuto in particolare Marco Bordi durante la sua direzione nel portare a Venezia le pietre di inciampo insieme a una rete di associazioni, la comunità ebraica, l'Istituto tedesco veneziano, e di arricchire in qualche modo questa città con una memoria condivisa di quello che sono state le implicazioni di lungo periodo delle leggi razziste e anche che cosa ha implicato la Shoah a Venezia, e attraverso appunto questi segni che nella città sono stati che alla città sono stati consegnati in memoria delle vittime della Shoah veneziane, e questo ovviamente ci porta a connetterci con un passato difficile, ma noi riteniamo che il nostro compito sia ricordare, celebrare, discutere anche criticamente le parti del passato in cui ci riconosciamo, che in qualche modo fanno parte della nostra storia, ma anche considerare criticamente che cosa i veneziani, gli italiani hanno fatto, e riconoscere le responsabilità che abbiamo in Italia e all'estero come parte di una conoscenza critica della storia dell'Italia, degli italiani e della nostra città, Venezia.